Siamo a Dubai, siamo all'Intercontinental Dubai Marina, a Marina Social, ma con chi siamo? Siamo con Nicolas Tomei. Ciao Nicolas. Ciao. Ovviamente pordenonese, un friulano che vive all'estero. Nicolas, intanto piacere insomma, di conoscerti. Piacere avervi qui. Siamo felicissimi come fasce pordenonesi del mondo di essere qui a Dubai per conoscere te e molti altri in realtà corregionali che vivono nella penisola araba, ma insomma veniamo un pochino a te a conoscere un po' la tua storia. Dicevamo Nicolas Tomei, originario di Pordenone, classe 91, Sì. E mi pare di ricordare a brevissimo trentenne. 2 settimane, sì. Ok, senti Nicolas, a noi piace nelle nostre 4 chiacchiere raccontare a chi ci segue e a tutti i pordenonesi nel mondo un po' come è iniziata la vostra storia anche prima di andare all'estero, no? Quindi insomma tu sei un head chef, ma prima che Nicolas andasse all'estero che cosa è successo? Qual è la tua formazione? Come hai iniziato? Allora, io ho cominciato molto tardi rispetto a chi fa questo mestiere, perché ho fatto 16 anni di nuoto in Gymnasium, che chiaramente i pordenonesi conoscono. Certo, e si vede che hai fatto nuoto. Quindi 16 anni di nuoto, mentre il liceo, a un certo punto le due cose hanno cominciato a diventare entrambe troppo grosse, non volevo mollare il nuoto, quindi ho deciso di puntare su quello che al momento mi sembrava una cosa un po' più facile, diciamo. Quindi ho intrapreso il 3 anni di formazione allo IAL, tra Pordenone prima, poi Aviano. Sì. Ho preso il diploma e poi a una certa ho deciso o il nuoto o la carriera, e il nuoto era diventato quello che è diventato, quindi ho preso e sono volato a Londra. Ok, e scusami, ma da dove nasce la passione per la cucina, per la gastronomia? Ma ti dico, è nato un po' per caso, come per dirti, non ti faccio il racconto di quello che la nonna cucinava, io andavo a prendere le cose. Sì, lo facevo, ma non l'ho mai visto come obiettivo, voglio fare lo chef. È una cosa che ti dico è nata un po' per caso e con gli anni mi è cresciuta e mi ha preso sempre più e mi ha portato dove sono oggi. Ok, quindi un talento scoperto, insomma un po' Una passione scoperta strada facendo, sicuramente facendo. sì. Senti, ci dicevi prima volo a Londra, quindi dopo la tua formazione in Italia, le prime esperienze di stage lavorative in Friuli Venezia Giulia, immagino. Tra Legnano e Bibbione, sì. Ok, quindi prendi il primo volo e insomma, incredibile ma vero, dopo pochissimo ti ritrovi all'interno di uno dei gruppi più importanti, penso, della gastronomia mondiale, Gordon Ramsay Group. Sì. Sì. Com'è andata? È andata bene, è stata dura all'inizio, durissima, perché ero da solo, non conoscevo nessuno chiaramente a Londra, il contesto era tutto completamente diverso rispetto a quello che avessi mai fatto prima, a livello di lavoro, a livello di lingua, a livello di vita sociale fuori. È stata dura il primo anno sicuro, poi mi è cresciuta la cosa, insomma. Ti sei Mi sono ambientato? ambientato, mi sono appassionato a quello che stavo facendo, a come lo stavo facendo e sono rimasto 6 anni. Partito come demi-chef, quindi quasi uno dei bassi livelli, insomma, da dove partono i ragazzi. E nel giro di qualche anno, 2 anni e mezzo, 3 anni, ad arrivare a essere il junior sous chef, che in quel caso lì era il terzo in cucina, diciamo. Ok, cosa ti ha colpito di più di questa tua esperienza professionale a Londra? Rispetto a quello che avevi vissuto in Italia o rispetto a quello che conosci nel tuo settore dell'Italia? Beh, chiaramente Londra è una città, me l'hanno sempre detto prima che andassi e poi chiaramente una volta che ero lì l'ho vissuto in prima persona, che è velocissima. Certo. O stai al passo o rimani indietro e non si ferma nessuno per prenderti. Quindi una cosa che ho dovuto imparare è stato adattarmi a dove ero e capire che era una cosa completamente diversa, la città andava in una velocità diversa rispetto a Pordenone, gli orari di lavoro erano diversi, lo stress era diverso, il modo di lavoro era diverso. La cosa che mi ha colpito era che come me c'erano tanti ragazzi che magari non venivano da Londra ma venivano da fuori, che erano come me, erano da soli, che si trovavano in questo ambiente nuovo e ci siamo dati una mano a vicenda, no? Ci siamo aiutati nei primi mesi, anni, insomma, a prendere velocità e partire. Senti, in 6 anni hai fatto una carriera molto bella e molto veloce, hai detto prima. Sì. Domanda un po', diciamo, provocatoria, sarebbe successo anche in Italia?
Probabilmente no, perché vedendo magari la carriera che hanno fatto i miei compagni di classe in Italia, che non sono andati all'estero, forse uno o due hanno fatto una carriera menzionabile a livello di ristoranti e hotel, altri hanno molto molto faticato. E chiaramente questa fatica poi li ha portati a mollare quello che stavano facendo. Il fatto che in 3 anni io sia passato di 4-5 posizioni in cucina mi ha fatto capire che magari fuori c'era più meritocrazia o c'era più modo di prendere una posizione velocemente rispetto in Italia. Ok, però veniamo insomma a questo posto bellissimo dove siamo qui oggi, meraviglioso direi, e come sei arrivato qui, come sta andando, come ti trovi, che cosa stai facendo ora? Sta andando molto bene, sono arrivato qui più o meno 3 anni fa come sous chef, quindi già come secondo in cucina, Ok, tramite il primo chef all'epoca, che fu uno dei miei chef anche a Londra, quindi già ci conoscevamo, già c'era conoscenza delle mie capacità o delle sue capacità, e quando venne a sapere che io stavo lasciando Londra mi contattò, mi chiese se c'era voglia o interesse a venire qua a Dubai. Tempo un paio di telefonate su Skype, un paio di interview veloci con loro e fine dicembre 2018 sono partito e sono venuto qua. ok, da Londra volevi diciamo staccarti un attimo, prenderti un po' di pausa dal Sì, lavoro? perché è arrivato un momento dopo 6 anni che dovevo staccare un attimo, questa opportunità di Dubai si è presentata e l'ho colta al L'hai volo. colto al volo. Insomma, il vostro è anche un lavoro che ha dei ritmi un po' Sì, intensi, esatto. quindi dopo... Chiaramente sì, qua molto meno rispetto a quelli che facevo a Londra Mhm. o comunque in Inghilterra, però sì, le ore sono tante, sono pesanti, sei in cucina tutto il giorno, in piedi, correndo, camminando. Non è un lavoro facile, chiaramente, per questo è molto importante circondarti di un buon ambiente, perché se anche l'ambiente inizia a essere difficile, allora si accumula stress su stress e poi non ce la fai più. Tutto diventa più faticoso. Chiaramente sì. Senti, in Italia da sempre rappresenta la cultura di un popolo, la cucina, e da noi ancora oggi tutto sommato è condivisione, stare insieme. È così anche all'estero, è così anche qui a Dubai? È così, chiaramente tutto quanto rapportato a dove siamo nel mondo, però sì, c'è lo spirito di condivisione, specialmente la colazione per esempio è uno dei pasti Certo. dove la famiglia si riunisce non è il caffè il corretto che prendi al bar in 5 minuti per andare in Mhm. ufficio, è sedersi, avere una tavola completamente piena di acque, succhi, tè, caffè, un sacco di pietanze diverse, sia dolci che salate, ed è il momento in cui la famiglia si riunisce prima di affrontare la giornata, quindi Bello, molto bello. c'è questo spirito di condivisione anche qua, sì. Ok. Nel tempo libero che cosa ti piace fare altro? Musica, concerti, non so, vedo anche molti tatuaggi, quindi insomma raccontaci un pochino il Nicolas dietro le quinte. Allora, chiaramente facendo questo lavoro a tempo libero non ce n'è tanto, specialmente adesso, molto più di prima, essendo il capo, non sono mai libero al 100%, sono sempre al telefono con email magari, o comunque contatto con i ragazzi qui, e quello è comunque fondamentale. Essendo a Dubai, chiaramente ogni giorno libero è come se fossi in vacanza. È una cosa che mi sono reso conto quasi subito venendo qui. Mhm. Il giorno libero va in spiaggia, cioè venendo da Pordenone prima, poi 6 anni a Londra dove il giorno libero sei comunque nella city, La spiaggia non è la vicina. spiaggia non è vicina, quindi chiaramente il giorno libero, siamo il 5 di dicembre, ci sono comunque una trentina di gradi, vai in spiaggia, vai al mare, quindi qualche mattina magari qualche oretta in spiaggia me la vado a fare, poi magari vado a mangiare da qualche parte, molto spesso da solo, ma perché quando vado a mangiare fuori, vado a mangiare perché voglio provare cosa fa quel ristorante, quello chef o quel particolare posto, quindi molto spesso sono da solo, ma non In perché... incognito? No, in incognito, non perché non voglio compagnia o non perché sono asociale, perché voglio sedermi e voglio immergermi in quello che sto facendo. Mhm. Chiaramente se c'è un amico o qualcuno, un collega, quello che è meglio chiaramente, però molto spesso quando sono fuori a mangiare c'è gente che non lavora in hotel o un ristorante con me, si sente come sotto pressione a mangiare accanto a me, come per dire oh, adesso starà sicuramente giudicando questo, Ok. quell'altro, quell'altro. Quindi sì, qualche pranzo me lo faccio nel tempo libero,
Musica tantissima, Mhm. specialmente la mattina venendo in cucina o la sera specialmente Cosa andando a ascolti? casa. Veramente di tutto. Cioè dipende veramente dal tipo di umore, da che giornata è stata, da come mi sono svegliato, da che cosa sto passando in quel momento specifico del mese o dell'anno, se sono un po' giù, se sono stanco, se mi sento energetico. Ok, ok. questa mattina cosa hai ascoltato? Questa mattina Marrakesh, perché è appena uscito un nuovo album, quindi Sì, sì. sono in piena con quello. La musica in cucina sicuramente è fondamentale, aiuta. Crea comunque atmosfera, distende un po' gli animi Ok. e quindi chiaramente la musica in cucina è un punto Ah, fondamentale, quello sì. interessante. Cinema, film, un sacco, e invece molto leggere. Ho un sacco di libri di chef, di ristoranti e di cucina in generale, un sacco a casa, un sacco qua, quindi... Ok, senti, il tatuaggio più... Doloroso? No, no, il più importante per te. Dai, facci vedere Il più quello più importante? significativo. Beh, allora, questo qui è il secondo che ho fatto ed è sono le iniziali dei miei genitori, MTMB, e le 3 stelle sono io e i miei fratelli e mia sorella. Questo è il secondo che ho fatto a Londra e da lì in poi, come vedi, Hai dato ne ho avuti un altro po' sfogo. di più, sì. Tutti fatti in Inghilterra? No, alcuni in Inghilterra, alcuni in Italia, un paio qua anche a Dubai. Questo si collega al mio lavoro, Certo. mise en place, Mhm. è un termine francese molto utilizzato nel mondo di ristoranti e cucina, significa tutto in ordine, tutto a posto. È il termine che usiamo quando facciamo la preparazione della mattina. È un po' come ricordarsi che se non fai questo non sei pronto per poi il servizio. È una cosa che si può estendere anche a livello sportivo o a livello in generale. Anche personale. o- Se non sei pronto per fare qualcosa, poi quando questa cosa qua arriva e non ti sei allenato, non ti sei preparato, fallirai in un certo senso. Diciamo che mi ricorda che devo essere preparato per poi fare quello che voglio fare, insomma, non posso buttarmi e fare le cose a caso, ecco. Ok, Nicolas, grazie davvero, è stata una chiacchierata veramente Grazie molto a molto voi. bella, davvero un piacere chiacchierare con te e conoscere questo giovane, diciamolo, ancora non trentenne, Trentenne. pordenonese a Dubai. Noi insomma tra poco incontreremo molti altri tuoi amici e colleghi che sono qui, insomma pordenonesi che vivono qui a Dubai. E il piatto che ti piace cucinare di più? Oh, wow. È come la musica, dipende da che stato d'animo sono. Se sono a casa da solo, per dirti, mi piace un sacco la piccola pasticceria, i biscotti, fare qualche torta in casa, perché magari metto su un po' di musica Mhm. e mi passo la mattinata così. Durante il lockdown l'anno scorso cucinavo molto piatti tipici italiani, le lasagne, il tiramisù sempre. Certo, chiaramente cucinare un pezzo di carne e una bella bistecca e tagliarla, vederla che bella rosa al centro mi dà sicuramente soddisfazione, quindi qualsiasi cosa Adesso però ti faccio scegliere, devo scegliere. una sola. Il piatto che ti piace mangiare di più in assoluto. Ti devo dire il tiramisù. D'altronde, da buon No, friulano, non può insomma, essere adesso i altrimenti. veneti non ce ne vogliano, ma... Non può essere altrimenti. Nicolas, grazie ancora. Noi ci rivediamo tra l'altro fra 2 giorni, Sì. il 7 dicembre, direttamente da Expo con le fasce pordenonesi nel mondo e tutti gli altri pordenonesi che appunto vivono qui a Dubai e nella penisola araba. Grazie. Grazie a voi.